No, I'm not a writer. Il signore, quello del Bedford, no? Quello francese, insomma aveva chiesto una mano per spingergli il furgone che non gli partiva più, no? Vale, ci ha voluto lasciare ringraziamento con 2 birre, personaggione veramente, dovevi vederlo. E buongiorno l'Italia, terzo o quarto giorno in campeggio, mamma mia, record, la mia prima volta in un campeggio, porco cane. Sono qui che stavo provando a mangiare il melone, no? Solo che deve essere andato perché è stato troppo tempo sotto al sole, non è tanto che è molliccio, ma è amaro, no? E questo mio vizio, questa mia paura di restare senza cibo, no? Che tendo a ingrumare, perché una volta in Scozia mi ricordo sono rimasto 2 giorni senza cibo, no? Per carità non è che muori, puoi andare avanti ben oltre, però insomma non è stato proprio bello, no? Allora niente, tendo sempre a ingrumarmi, poi la roba va male, la butti via. Come mai sono qui e non sono in giro? Oddio, allora, diciamo che qui non c'è proprio quell'acqua fastidiosa come c'è in Italia, non c'è l'umido, diciamo, respiri anche bene, ma c'è veramente un sole che è, direi, abbastanza impegnativo, no? Quindi per cui adesso è mezzogiorno e 35, per carità, insomma, mi sono svegliato tipo alle 11, ho fatto colazione qui sotto al camper. Tanti tedeschi qua, veramente, quasi tutti tedeschi, il resto francesi e 2 o 3 italiani. Adesso volevo andare a visitare l'ultima spiazzetta e poi andrei anche avanti perché le previsioni avevano messo un po' di pioggia e rinfrescamenti, speriamo, perché io di spiaggia ho dato, mi sono anche rotto le balle. C'è questa plage de Bestouan, l'ultima spiaggia che vorrei fare, sempre acqua trasparente, solo un po' più turistica, insomma, però i ragazzi hanno detto che era molto bella e quindi mi sembrerebbe proprio molto turistica. È una bella spiazzetta, hanno detto, guarda, sì, sui sassetti hanno detto che è molto affollata, diciamo, perché giustamente è facilmente accessibile, al contrario delle altre che abbiamo visitato gli altri giorni, però insomma acqua trasparente, ecco qua, infatti i ragazzi mi dicevano dove c'è la casa con la terrazza, quella lì, la Villa Bianca con la terrazza, è proprio qui che dobbiamo andare, solo per arrivare a qua a piedi, indicazioni, Pinini, sono giustamente 2 chilometri. 2 chilometri di città, è vero che l'andata è discesa, però ti dico che è impegnativo. Io adesso aspetto un po', tiro sulle forze e metto le scarpette e dopo via, insomma, mi preparo lo zaino, mi porto l'ombrellone e via. Anche perché cazzo sono nero, non so se si vede, porca miseria, no adesso anche no, però appena svegliato mi sono visto al bagno, nero. Ho preso un colpo, ho detto porca puttana, ho preso un'insolazione. Non ce la facevo più, stavo collassando. Siamo arrivati, finalmente. Adesso è andato via il sole, cioè, adesso che ho smesso di camminare, giustamente è andato via il sole. Questa è la plage du Bestouan, dove mi aveva detto il tipo, acqua completamente trasparente, dopo appena torna fuori il sole torna azzurra, e dove c'è quella villetta lì con la terrazza. La particolarità è che nonostante l'acqua sia sempre la stessa, trasparente, azzurra, a chiazze, blu e celesti, ogni spiaggia ha i suoi sassi. Sti qua pare anche nostrani, diciamo. Adesso voglio anche vedere come riusciamo a piantare l'ombrellone. Quando entro in acqua voglio il sole, cioè è una formula matematica proprio. Vedi, mi pareva che non ci capivamo io e l'amico italiano, perché effettivamente io dicevo, cavolo, ho dimenticato la maschera quell'altro giorno, non riesco ad andare sott'acqua perché l'acqua è salatissima. E lui, che era andato in questa spiaggia qui, mi diceva, no, ma guarda che si riesce, cioè ti abitui. Effettivamente qui stranamente non è salata, vai 2 spiagge più in là, è salatissima, cioè non riesci proprio a tenere aperti gli occhi. Vedi, noi siamo andati dove c'è quel montone lì ieri. Poi vedi, io ho anche la grande fortuna di riuscire a viverla veramente, la grandissima vastità del cacchio che me ne frega, perché se ci pensi tante persone, no, mettono sempre le foto, i video, sono isolato qua, sono nel nulla, eccetera, e continuano a postarle su Facebook, e allora, cioè, quant'è che vuoi isolarti, no?
Io invece ho questa fortuna di star bene sempre, in mezzo alla gente, da solo, col cipino. Non sto lì tanto a farmi tutte queste seghe mentali. Direi che abbiamo trovato più o meno un autobus, siamo d'accordo col capo qua che mi molla quando sono vicino al camping, il camping si dice qua, e speriamo dai, perché oggi stavo veramente collassando, cavolo. Sono simpatiche queste corrierette perché sono grandi tipo un motorhome, sarà un 7 metri neanche, e anche strette. Ecco, ho finito anche i video di quella giornata. Aspetta dopo. Cioè, non tanto, vabbè, le cose belle che andiamo a vedere, ma il caos che ho fatto con i video, sempre per il solito discorso della ProPro che ha sovrascritto i numeri, un casino della miseria. E mi dirai perché sta foto? Ma niente, il solito discorso, devo mettere una roba dietro per parlarci sopra, no? Qua ero io fuori casa in Scozia nella pausa zicca. Quindi ragazzo, dalla prossima puntata torniamo verso l'Italia e andremo per le Alpi, sempre senza autostrada.